Tante le iniziative in vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi al Palacongressi la testimonianza del papà di Giulia Cecchettin. Il reparto di ginecologia di Agrigento lancia un'iniziativa sul tema. A Messina un padre è arrestato per violenza sessuale verso le figlie. Celebrata ieri la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, inaugurata una mostra del fotografo agrigentino Palamenghi sul culto della Madonna. Consegnati oggi i premi ai dipendenti più meritevoli della Questura di Agrigento da parte del questore Tommaso Palumbo. Protestano i pescatori di Licata contro la piattaforma dell'ENI per l'estrazione del gas. Domani un convegno sull'autonomia differenziata organizzato dal PD di Agrigento che si svolgerà in mattinata al Circolo Empedocleo. Una strada sarà dedicata all'ex sindaco di Raffadali e parlamentare regionale Giacomo Di Benedetto a Raffadali. Al Gallo di Agrigento si è parlato oggi di dieta mediterranea in un convegno organizzato dalla Dante di Agrigento. Al Circolo Empedocleo è presentata la nuova stagione del teatro da camera di autore. Buongiorno, benvenuti oggi con l'appuntamento del nostro TV Notizie del 22 novembre, venerdì. Sono tante le iniziative in vista del 25 novembre sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi gli studenti del liceo Leonardo di Agrigento hanno incontrato Gino Cecchettin, il papà di Giulia, barbaramente uccisa dal suo fidanzato, autore anche del libro Cara Giulia. Noi abbiamo seguito l'evento. Per la serie Incontri con gli autori, oggi Leonardo incontra il padre di Giulia Cecchettin qui al Palacongressi. Sì, oggi in realtà è un incontro con l'autore molto speciale, perché più che un autore incontriamo un papà, il papà di una ragazza di 22 anni vittima di un efferato femminicidio che ha lasciato un solco profondo nelle anime di tutti noi, e lo incontriamo proprio per raccontare una mattinata di emozioni che emergono dal libro che i nostri ragazzi del biennio hanno letto, che hanno elaborato e che oggi sono certa esprimeranno al meglio. Emozioni che può suscitare in noi adulti che ci medesimiamo nella figura di un padre che perde una figlia in questo modo, ma soprattutto nell'ammirazione di un uomo che ha fatto del dolore una opportunità di riscatto sociale, nel senso che dal dolore è riuscito a creare qualcosa che si perpetuerà nel tempo per aiutare e sostenere le donne vittime di violenza, ma soprattutto per promuovere la cultura del rispetto. L'anticipazione della giornata del 25 novembre? Il 25 novembre, per noi la giornata del 25 novembre ormai si è dilatata ad un mese, perché già l'8 novembre abbiamo iniziato incontrando l'ufficio che cura gli uomini maltrattanti, quindi abbiamo riflettuto con psicologi e psicopedagogisti sul senso della violenza, del possesso. Oggi stiamo lavorando su questo testo. Il 25 i nostri ragazzi sono stati invitati ad esprimere parole che in qualche modo sono collegate a questo fenomeno della violenza, parole che devono lasciare però dei messaggi, e stanno lavorando all'interno delle classi. Il 28 saremo in collaborazione con alcune associazioni del territorio, sempre per promuovere azioni di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Oggi ad Agrigento qui con i ragazzi dell'Istituto Leonardo, che messaggio lanciare alla vigilia del 25 novembre? Sicuramente un messaggio di amore e di speranza. Noi ci ispiriamo a Giulia, che era l'incarnazione dell'altruismo e della bontà, e su questo abbiamo fatto una fondazione ed è quello che portiamo ai ragazzi. Il suo libro Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia, cos'è che ha imparato da sua figlia? Ho imparato a lasciare andare le cose che fanno male, le cose che non sono necessarie, che magari ti danno solo turbamento interiore, a concentrarsi sul bene che produce valore e affettività. Cosa si può fare? La politica può fare qualcosa per arginare questo fenomeno, questa violenza?
tutti possiamo fare di più, chi può contribuire attivamente anche alla politica sicuramente, cercando di stare vicino ai cittadini e cercando di capire il fenomeno di questa violenza e magari aiutando le associazioni e le fondazioni che vogliono fare qualcosa. Reso conto di questo giro che lei sta facendo nelle scuole proprio per parlare di questa violenza alle donne. Quali esigenze, che cosa emerge da questo incontro? I ragazzi hanno voglia di confrontarsi, di tornare a parlare, quindi diamo loro l'opportunità, ascoltiamoli col cuore aperto, cerchiamo di capire quello che loro hanno desiderio di dirci e assieme cerchiamo di costruire la strada per il futuro. E sempre sullo stesso tema, l'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento lancia un messaggio a chiare lettere anticipando i contenuti della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in programma il prossimo 25 novembre. L'equipe al femminile del reparto, diretto da Maria Rita Falco Abramo, ha diffuso un'immagine densa di significato, ribadendo il no ad ogni forma di violenza sulle donne e richiamando l'attenzione collettiva sull'importanza del codice rosa attivo in ospedale. Si tratta di un protocollo specifico per garantire un trattamento adeguato e sensibile alle donne che si presentano in pronto soccorso a seguito di episodi di violenza. Il codice rosa prevede un percorso dedicato denominato appunto percorso rosa che assicura l'immediata assistenza medica e al contempo il supporto psicologico necessario. L'obiettivo è quello di offrire un ambiente sicuro, accogliente, in cui le donne possono sentirsi protette ed ascoltate, condizione indispensabile che consente alle vittime di liberarsi del silenzio nel quale si sono rifugiate. E a Sant'Agata Militello un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari per atti sessuali in danno delle figlie minorenni. La corrispondenza dei colleghi di Messina. Avrebbe abusato sessualmente delle figlie minorenni. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Sant'Agata di Militello hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Patti su conforme richiesta della Procura nei confronti di un uomo già noto alle forze della polizia. Nei confronti dell'indagato è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per il reato di violenza sessuale aggravata sui minori. Il provvedimento cautelare è risultato dagli esiti di un'indagine condotta dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Sant'Agata e della stazione di Naso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal procuratore dottor Angelo Vittorio Cavallo, da cui sarebbero emerse responsabilità a carico dell'individuo in ordine a presunti atti sessuali in danno delle due figlie, entrambi sotto i 14 anni, fatti denunciati nell'ottobre 2024 dalla madre delle due ragazze ed ex convivente dell'indagato. L'attività investigativa, sviluppata attraverso intercettazioni ed altri accertamenti, ha permesso di documentare le presunte condotte illecite da parte dell'indagato, che in tempi diversi, a partire dal 2021, avrebbe compiuto azioni con l'intento di costringere le proprie figlie a subire atti sessuali. Dalle indagini è emerso che l'uomo, per obbligare le figlie ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale, avrebbe tentato di circuirle lamentandosi che le mancava la compagna, nonché madre delle vittime, il tutto mentre palpeggiava le loro parti intime. Gravi indizi di colpevolezza emersi dall'attività investigativa dei militari dell'Arma sono stati concordati dal GIP del Tribunale di Patti, che ha emesso il provvedimento cautelare eseguito dai carabinieri nei confronti dell'indagato, che ora si trova ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si precisa che, in considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, l'indagato è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. E si è celebrata ieri la Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri. Con una santa messa al termine è stata inaugurata la mostra fotografica dal titolo Virgo Fidelis, l'Arma dei Carabinieri e il culto della Madonna nel territorio agrigentino. La mostra è stata curata dal fotografo agrigentino Massimo Palamenghi. Il servizio.
Ieri è stata la giornata della celebrazione della Virgo Fidelis, patrone dell'Arma dei Carabinieri. Presso la Basilica dell'Immacolata di Agrigento è stata officiata la Santa Messa di Monsignor Alessandro Damiano con la presenza dei Carabinieri della provincia e delle autorità locali. Al termine, presso l'adiacente conventino Chiaramontano, è stata inaugurata la mostra fotografica dal titolo Virgo Fidelis, l'Arma dei Carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento, realizzata dal fotografo agrigentino Massimo Palamenghi. La mostra ha visto coinvolti l'Arma dei Carabinieri, l'Arcidiocesi di Agrigento ed è la prima di una serie di iniziative volte a valorizzare questo luogo intriso di storia, fede e cultura. Procediamo anche con questa fase dell'inaugurazione. Io voglio proseguire con i ringraziamenti soprattutto verso quello che è l'artista che ha reso possibile la mostra fotografica, perché poi ci sono stati i nostri modelli, i carabinieri, ci sono state le chiese, le immagini, però soprattutto l'impronta artistica è quella di Massimo Palamenghi, che è un fotografo agrigentino e quindi è un orgoglio di questa terra, si è prestato per questa bellissima iniziativa e quindi lo ringraziamo perché sono stati 2 mesi intensissimi, l'idea è nata 2 mesi fa e quindi abbiamo percorso tanti chilometri, siamo partiti dalla chiesa dell'Immacolata perché qui c'era la prima delle immagini ritratte nelle fotografie e poi siamo stati in tantissimi paesi della provincia. Valorizzare il patrimonio artistico ecclesiastico per noi è scontato. Un'iniziativa che mette in evidenza le bellezze ecclesiastiche, che parta proprio dall'Arma, ci riempie veramente di gioia, come un unico progetto dove si mettono in evidenza non soltanto il patrimonio storico. Della camuta la più bella che ci ho disegnato, la più bella e anche questo. Consegna dei riconoscimenti premiali oggi presso la Questura di Agrigento ai dipendenti che si sono distinti nel corso dell'anno. La cerimonia è stata tenuta dal Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo. Secondo me è molto importante perché attraverso il riconoscimento del merito a questi operatori della Polizia di Stato che rappresentano tutte le articolazioni della Polizia di Stato presenti ad Agrigento, nella provincia di Agrigento, perciò non soltanto la Questura, non soltanto i commissariati, ma anche le articolazioni della specialità e anche degli uffici interforze come la DIA. Noi diamo valore non soltanto a quanto hanno svolto i nostri operatori, ma diamo anche visibilità a quanto i nostri operatori, i nostri migliori operatori fanno ogni giorno insieme a tutti i colleghi per questo territorio. Per questo territorio alcuni premi sono stati naturalmente legati anche all'attività pregressa che i nostri poliziotti hanno svolto presso altri uffici e oggi io mi limito semplicemente a valorizzarne l'attività pregressa, però è estremamente importante perché, ripeto, noi non lavoriamo per noi non siamo autoreferenziali, noi siamo una struttura che lavora, è presente ed ha un senso perché è al servizio del cittadino, al servizio della comunità, al servizio delle istituzioni, al servizio del territorio. E continuano le truffe a danno di persone anziane nella nostra provincia. Oggi è la volta di una pensionata di 86 anni di Favara che ha ricevuto la telefonata: sono un maresciallo dei carabinieri, sua figlia è stata arrestata perché ha provocato un gravissimo incidente stradale, occorrono tanti soldi e subito per la scarcerazione. Poco dopo a casa di lei si è presentato un uomo e gli ha consegnato tutti i gioielli di famiglia per un valore di circa 12.000 euro. È stato troppo tardi quando ha compreso di essere stata truffata. Le indagini sono in corso.
e si è svolta ieri presso la Contrada Casena la festa dell'Albero 2024, organizzata dal Conalpa di Agrigento. La giornata ha avuto lo scopo di far conoscere due figure di vittime innocenti di mafia: il sovrintendente della Polizia Penitenziaria Pasquale Di Lorenzo, ucciso in un agguato mafioso a Porto Empedocle, e il piccolo Stefano Pompeo, che si trovava in auto con lo zio. In loro memoria sono stati piantati due alberi, una quercia e un leccio. Le interviste. Si è svolta ieri a Parco Livatino, in Contrada Casena, la festa dell'Albero 2024 organizzata dalla sezione agrigentina del Conalpa, dedicata al beato Rosario Livatino. La giornata ha avuto lo scopo di far conoscere le figure di due vittime innocenti di mafia: il sovrintendente della Polizia Penitenziaria Pasquale Di Lorenzo, ucciso in un agguato mafioso il 14 ottobre del 1992 a Porto Empedocle, e il piccolo Stefano Pompeo di 11 anni, ucciso per errore mentre si trovava in auto con lo zio, a cui sono state dedicate due piante di leccio, una quercia sempreverde molto longeva. Altro momento particolare della giornata è stata la piantumazione della talea di Ficus macrophylla proveniente dall'albero ubicato dinanzi all'abitazione del giudice Giovanni Falcone. Grazie al raggruppamento carabinieri della biodiversità, alla manifestazione è stato presente una rappresentanza degli istituti scolastici del territorio. Sentiamo uno straccio degli interventi della dottoressa Pucci, direttrice del carcere di Agrigento, e del magistrato Cardinale. È diventato un luogo magico, di rinascita, nei ricordi di tante, troppe, vittime innocenti di mafia. È straordinaria anche la scelta della quercia, come simbolo, a che il loro ricordo diventi eterno come la possente quercia sopravvissuta a millenni di storia. Veramente una cosa grandiosa, dedicata a queste povere vittime, a ricordo delle loro giovani vite spezzate, persino un bambino di 11 anni, colpevole di trovarsi nel posto sbagliato in un momento sbagliato, e come monito affinché queste tragedie non accadano più. La mafia purtroppo ha scelto gli uomini migliori, perché sapevano che loro erano tra quelli che avrebbero ostacolato i loro disegni criminosi. Ma il silenzio di queste povere vittime può fare più rumore delle loro armi, ed eventi come questi sicuramente ne sono la testimonianza. Io e la mia famiglia ringraziamo tutti per l'onore riservato a Pasquale Di Lorenzo, già sovrintendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento. In particolare ringrazio la direttrice della Casa Circondariale di Agrigento, dottoressa Anna Pucci, il dottore Salvatore Cardinale, il presidente dell'associazione Conalpa, cavalier Domenico Bruno, e gli organizzatori tutti. Presidente, questo è il messaggio che ho preparato e che lei potrà consegnare alla dottoressa Pucci o a chi riterrà più opportuno per condividere il mio pensiero. Grazie a lei voglio dire che la invidio, nel senso buono della parola, perché quello che lei fa corrispondere proprio a quello che è implicito nella nomina di cavaliere e che io avrei fatto, ma forse, perché troppo coinvolta emotivamente, non riesco mai a fare, perché annego, letteralmente, nelle mie stesse lacrime. Poi volevo aggiungere ancora qualcosa. Ho avuto l'onore, quando lavoravo alla vecchia Casa Circondariale di Agrigento, di conoscere il dottor Livatino. Ricordo come fosse ieri la reazione di tutto il personale alla notizia della sua tragica morte e di come tutti noi, della direzione, siamo andati, tutti sconvolti, in assoluto silenzio, sotto la sede del tribunale, per dimostrare la nostra vicinanza, non so a chi, ma eravamo tutti lì fino a quando non è iniziato a piovere. Quando è morto mio marito è successa la stessa cosa, una pioggia incessante, e mia figlia, Ilenia, abbracciata al padre, riversa a terra ed esangue. Nessuno riusciva ad allontanarla dal suo povero papà. E un poliziotto si è tolto il suo giubbotto per coprirlo. In giorni così tristi, anche il cielo piange per queste povere vittime. La manifestazione odierna, promossa dal maresciallo Domenico Bruno e dai suoi amici dell'associazione, offre l'occasione per ricordare il pesante tributo di sangue che la provincia di Agrigento ha dovuto pagare nel contrasto alla criminalità organizzata e al malaffare. In una tragica stagione di morte non molto lontana da oggi, nella nostra terra la furia omicida della mafia non colpiva solo la magistratura. Ricordiamo il sacrificio dei colleghi Saetta e Livatino, alcune articolazioni delle forze di polizia, il maresciallo Guazzelli, l'appuntato Principato, il brigadiere Di Lorenzo che oggi ricorderemo,
ma vede la strage del Racalmuto e le 2 stragi di Porto Empedocle anche privati cittadini, alcuni dei quali esclusivamente, tra virgolette, colpevoli di volere tutelare i frutti del loro onesto lavoro dei quali l'organizzazione mafiosa voleva appropriarsi. Ricorderò fra i tanti i fratelli Giuseppe e Paolo Borsellino, uccisi nel 1992, Diego Passafiume, ucciso nel 1993, Ignazio e Calogero Pianepinto, uccisi nel 1994. Costoro erano degli imprenditori che con lavoro onesto avevano conseguito un agio, avevano creato delle strutture e la mafia si voleva impossessare delle loro proprietà e li hanno uccisi. Lo spargimento di sangue non risparmiava neanche i bambini innocenti. La mafia si è sempre vantata di non toccare donne e bambini, non è vero, è un'ennesima bugia che la mafia ci propina. Come appunto il ricordo del nostro povero Stefano Pompeo, assassinato il 21 aprile 1999, e il giovane Giuseppe Di Matteo, tenuto segregato anche in questa provincia. I mafiosi argentini contribuirono per lungo tempo a tenere segregato il giovane Di Matteo, prima che costui venisse ucciso e il suo corpo sciolto nell'acido. Oggi però si vuole onorare, o voglio onorare perché era la persona che io conoscevo, l'ho conosciuta durante i miei anni di servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento, la figura di Pasquale Di Lorenzo, sovrintendente del corpo degli agenti di custodia, ucciso, come è stato ricordato, mentre era ancora in servizio presso la casa circondariale di Agrigento. Ucciso dalla mafia argentina su ordine del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, lo si vuole onorare dedicandogli un albero, pianta che nel libro della Genesi rappresenta l'opportunità offerta da Dio all'uomo di condividere la vita eterna. Era la mattina del 14 ottobre 1992 quando, davanti alla sua casa di campagna, sita incontrata ad Urruele di Porto Empedocle, veniva rinvenuto, tripellato da colpi d'arma da fuoco, il corpo del sovrintendente Di Lorenzo, atteso inutilmente dalla famiglia fin dalla sera prima. I primi rilievi tecnici evidenziavano che la vittima era stata uccisa nella tarda serata del giorno precedente, a seguito di un agguato condotto con l'uso di armi di diverso calibro, mentre si accingeva a lasciare la sua proprietà per fare rientro nell'abitazione principale di Agrigento. E i pescatori di Licata sono scesi in piazza stamattina per fare sentire la propria voce contro le piattaforme dell'ENI per l'estrazione del gas Argo Cassiopea, lamentando una drastica riduzione dell'attività di pesca. Sentiamo le interviste ai protagonisti. Una manifestazione da parte del comparto della pesca, abbiamo visto che avete anche esposto degli striscioni. Cosa chiede il comparto? Allora, questa manifestazione nasce da solo un motivo. Da circa un anno di quando sono cominciate queste trivellazioni noi abbiamo subito un danno ulteriore, non per la pesca è ridotta al collasso, minimo il 70% di pescato, e si parte con il presupposto che noi veniamo da un fermo biologico di 30 giorni imposto dal governo, siamo usciti ad andare al mare dopo 30 giorni, abbiamo pescato di meno di quello che abbiamo lasciato. La sensibilizzazione di questo movimento cos'è? Andare a parare il danno, tra virgolette, che stiamo subendo sull'economia dei nostri pescherecci e delle nostre famiglie. Ad oggi siamo in procinto di lasciare le barche a terra perché tanti e tanti equipaggi si stanno pian piano lasciando il suo lavoro. Chiediamo a chi di competenza andare a parare dove noi stiamo subendo questo danno, perché si sta fermando un'economia. Licata è fatta da agricoltura e pesca. La pesca ad oggi è quasi estinta. Vediamo di riuscire a trovare qualche interlocutore al brevissimo, perché oggi è una giornata di pesca. Siamo rimasti a terra, ci siamo organizzati per sensibilizzare tutti coloro che sono dalla nostra parte.
Avvocato, in rappresentanza di un comparto, quello della pesca allicata, che oggi manifesta qui sulla Darsena di Marianello per chiedere sostanzialmente diritti. Sì, sono stato interpellato da tutta la marineria di Licata per portare all'attenzione questo problema. Per prima cosa ho mandato una nota all'ENI che ad oggi, nonostante sia passato più di un mese, non c'è stata alcuna risposta. Insieme all'ENI abbiamo informato tutti gli enti locali e la Regione, in particolare l'assessorato all'agricoltura e pesca. Le problematiche sono quelle, oltre le limitazioni che hanno i pescatori nell'andare a pescare in alcune zone di mare, cosiddette loro chiamano levante, che si estende da Licata verso Gela, e ci stiamo occupando pure dell'inquinamento ambientale, in quanto da studi fatti da alcune associazioni di categorie come Mare Amico, Greenpeace, si è accertato che nella lavorazione, nell'estrazione del gas, poi vengono riversati a mare determinati componenti che sono altamente inquinanti. Questo ci siamo proposti, adesso ci stiamo organizzando con i pescatori per interpellare, già abbiamo individuato un biologo marino dell'Università di Catania per effettuare alcuni studi sulla situazione, sulle condizioni del mare qui a Licata, anche perché mi dicono i pescatori che nonostante vi sia stato proprio in questo periodo un mese di fermo biologico, alla ripresa delle attività di pesca determinate specie di pescato che di solito, specialmente mi spiegavano in questo periodo dell'anno, erano molto abbondanti, non si riesce a pescare più niente, come se parte dei pesci, parte della flora e dell'habitat marino sia scomparso. Questo può avere delle giustificazioni o delle spiegazioni, in quanto loro l'ENI sto parlando, stanno ancora effettuando delle trivellazioni per individuare i pozzi da dove poter estrarre il gas. Questo tipo di attività, dalla letteratura scientifica, non avviene soltanto qui a Licata, ma in genere in tutto il mondo, viene fatta con dei sistemi di ultrasuoni. Questi sistemi ultrasuoni si propagano fino a 50 km di distanza. È stato dimostrato nei mari del nord, nel Golfo del Messico, nell'Adriatico in Italia, che determinate qualità di pesce praticamente spariscono. E si discuterà di autonomia differenziata domani al Circolo Empedocleo di Agrigento, organizzato dal PD di Agrigento. Sentiamo in merito Nino Cuffaro, segretario cittadino del partito. Domani un importante appuntamento organizzato dal PD dove si discuterà ampiamente sull'autonomia differenziata, dei suoi pro e dei suoi contro. Ne parleremo domani in un'assemblea pubblica all'Empedocleo. È un tema d'attualità, è importantissimo, perché questa legge è una legge pericolosa che spacca l'Italia. Di fatto realizza quello che era l'intento secessionista della Lega. È una legge che attribuisce una quantità enorme di funzioni, circa 500 alle regioni, svuota l'amministrazione centrale dello Stato, ma soprattutto per finanziare questo trasferimento comporterà un drenaggio di risorse dalle regioni meridionali alle regioni settentrionali, che poi è il vero obiettivo della Lega. Quindi una legge che aumenta le disuguaglianze territoriali e viene meno al principio di solidarietà della nostra Costituzione. Per fortuna la Corte Costituzionale ci ha messo una pezza
come dire, sanzionando alcune norme, dicendo che sono incostituzionali, ristabilendo la centralità del Parlamento, ristabilendo il principio di sussidiarietà e di collaborazione fra le amministrazioni dello Stato e non di competizione come vorrebbe la Lega, e soprattutto, come dire, evidenziando che tutto ciò che verrà, come dire, eventualmente discusso in termini con le regioni di trasferimento delle funzioni non può riguardare intere materie, ma solo singole funzioni, il cui trasferimento sia giustificato dalle condizioni particolari di quella regione. Faremo questo incontro coinvolgendo Giovanna Iacono, deputato del Partito Democratico, Giuseppe Montemagno, presidente regionale dell'Arci, Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL, Francesco Cacciatore, che è sindaco di Santo Stefano di Quisquina, ma soprattutto componente direttivo della Lega delle Autonomie Locali. Concluderà poi Giuseppe Provenzano, membro della segreteria nazionale del partito e responsabile esteri. Quindi sarà un modo per approfondire questa legge, per capire cosa ha modificato l'intervento della Corte Costituzionale e come prepararsi al prossimo referendum che ci sarà in primavera per abrogare questa legge e cancellarla dal nostro ordinamento giuridico. Vi aspettiamo. La linea alla regia per la pubblicità. Una strada sarà intitolata a Raffadali e a Giacomo Di Betto, sindaco scomparso prematuramente nel lontano 2014. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. Il comune di Raffadali ha deciso che la strada che va dalla via Porta Palermo al villaggio della Gioventù di Raffadali si chiamerà Viale Giacomo Di Benedetto, sindaco di Raffadali dal 2012 al 12 luglio 2014, data della prematura scomparsa. La cerimonia di intitolazione si svolgerà il prossimo 29 novembre alle 16:30 alla fine della via Porta Palermo. Seguirà poi un momento organizzato dal Comune insieme all'Ampi di Agrigento e Raffadali e all'Associazione Ex Parlamentari nell'aula consiliare del Comune di ricordo dell'onorevole Giacomo Di Benedetto, che sarà moderato dal professore Domenico Tuttolomondo, al cui interverranno il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, la vicepresidente dell'Ars Luisa Lantieri, Giannino Lombardo, dell'Ampi di Raffadali Alfonso Buscemi, segretario della CGIL, Stella Vella, consigliere comunale di Raffadali, Sabrina Mangione, segretaria del PD di Raffadali, Massimo Raso, direttore regionale di Ausar, Mario Di Benedetto e Alessandro Di Benedetto. Concluderà i lavori l'onorevole Angelo Lauricella, presidente provinciale di Ampi Agrigento, che in una nota ha ringraziato il sindaco per avere accolto la proposta che consente a 10 anni dalla morte di onorare degnamente l'impegno di un sindaco che si è tanto speso per la sua città, ma anche un politico, sindacalista, democratico e antifascista, con i suoi anni di impegno lunghi nel movimento e nelle istituzioni. E si è discusso di dieta mediterranea e cucina delle radici, salute e tradizione in un convegno organizzato dalla società Dante Alighieri di Agrigento presso l'auditorium dell'Istituto Enogastronomico Gallo di Agrigento. La Dante Alighieri oggi impegnata in un interessante convegno qui al Gallo sulle tradizioni della cucina, insomma un momento importante per i ragazzi che si immergono in questo mondo culinario. Sì, noi abbiamo approfittato della settimana della cucina italiana nel mondo, precisamente la 9ª settimana, per trattare di una tematica che abbia anche un risvolto sociale, ma anche un risvolto per la tutela della nostra salute. Abbiamo come argomento la dieta mediterranea e anche la cucina delle radici, quindi delle nostre tradizioni, la cucina anche contadina del nostro territorio, con la sua semplicità ma anche genuinità. E abbiamo anche trattato la tematica dal punto di vista storico, quindi attraverso l'Archivio di Stato risalire a quelle che erano delle tradizioni e che non vanno dimenticate. In più
anche la cucina nell'arte, cioè attraverso delle opere artistiche conosciute o anche meno conosciute, vediamo, scopriamo quali erano gli alimenti che venivano magari usati in tempi lontani. Inoltre approfittiamo di questo incontro per consegnare i riconoscimenti alle scuole che hanno trattato due tematiche che si dovevano evidenziare in particolare nel 2024. La famiglia, che era proprio l'anno internazionale della famiglia, e in più Marco Polo come diciamo voglia di scoprire, voglia di trovare strategie, soluzioni e di scoprire quello che magari sembra una cosa lontana, irraggiungibile, invece si possono raggiungere. Abbiamo qui la presenza di numerose rappresentanze di varie istituzioni scolastiche dell'intera provincia e quindi è un messaggio forte che mandiamo alle generazioni future. L'Istituto Gallo sempre al centro di queste iniziative oggi con il coinvolgimento degli alunni. Sì, oggi è una giornata particolare e particolarmente significativa per l'Enogastronomico Gallo, perché si parla di cucina ma si parla ad ampio respiro. Si stanno approfondendo infatti, grazie alle relazioni degli illustri relatori che rappresentano il mondo della cultura del nostro territorio più che altro, si stanno approfondendo dei temi culturali legati all'arte culinaria, sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista letterario e anche medico. Questo perché? Perché quello che vogliamo noi, il messaggio che vogliamo far passare ai nostri ragazzi è che preparare un piatto non è solo un fatto che nasce dall'osservanza di regole, di ricette ben precise e stabilite, ma dietro un piatto c'è la storia, c'è la tradizione, c'è una ricchezza vera e propria che bisogna riscoprire, rivalutare, anche perché la tradizione culinaria del nostro territorio è una tradizione che ci aiuta anche dal punto di vista della salute, dei corretti stili di vita, e quindi è veramente un avvenimento quello di oggi, una manifestazione che ha uno spessore educativo molto forte. L'altro aspetto molto bello, e di questo ringrazio la Dante Alighieri che per il secondo anno consecutivo organizza la manifestazione presso il nostro auditorium, è quello di collaborare con le altre scuole. Sono qui presenti oggi tanti istituti superiori e del primo ciclo della provincia di Agrigento, sono presenti i loro dirigenti, sono presenti gli alunni e i docenti. Questo a rappresentare il fatto che la scuola, per essere sempre più avanti e incisiva nel territorio, deve vivere un rapporto sinergico tra istituzioni, in modo tale da completarsi a vicenda, da rappresentare realmente una risorsa per lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio. E continuano a trapelare notizie su quanto successo al carcere Pietro Cerulli di Trapani, che ha visto 11 poliziotti della polizia penitenziaria arrestati e 56 indagati. Ce ne parlano più approfonditamente i colleghi di Trapani. Ci butto un secchio e pisciazza mischiata con acqua. È uno degli episodi di violenza più emblematici di quello che accadeva all'interno del reparto blu del Pietro Cerulli di Trapani. Un detenuto con problemi psichici. In carcere avrebbe dovuto essere seguito con attenzione, invece veniva deriso, picchiato, maltrattato. Mi hanno preso alle spalle, picchiato, preso a pugni, mi hanno fatto davvero male. Ricordo che ero nudo perché ero uscito dalla doccia. Mi hanno spinto a calci nel corridoio, poi gli hanno lanciato un secchio. Gli agenti ridono, volevano percuoterlo, come uno strummolo. Alcuni agenti avrebbero consegnato una sigaretta intrisa di una sostanza calmante. Un agente si è mostrato preoccupato e se muore, ma non ha fatto altro per fermare le violenze. Così come non hanno fatto nulla altri agenti che assistevano ai maltrattamenti e sono stati lì fermi senza porre fine al degrado. Un detenuto di origine maliana è stato sottoposto a un trattamento degradante, denudato davanti a 7 agenti. Questi lo avrebbero deriso facendo commenti volgari sulla grandezza dei suoi genitali.
La perquisizione, priva di qualsiasi ordine di servizio, è stata descritta come del tutto illegittima dagli inquirenti. In un altro episodio gli agenti avrebbero lanciato acqua nella cella di un detenuto dopo aver spento le luci del corridoio per evitare di essere riconosciuti. In quella circostanza due agenti hanno anche inscenato un balletto derisorio nei confronti del detenuto tunisino. È nero, tanto non si vede, dicevano a proposito dei possibili lividi sul volto. Il 22 luglio 2023 un altro detenuto è stato vittima di un'aggressione brutale da parte di 6 agenti. La violenza sarebbe iniziata dopo che l'uomo, protestando per non aver avuto accesso al servizio di barberia, aveva preso una rice trasmittente. Uno degli agenti avrebbe così sferrato uno schiaffo al detenuto, scatenando una colluttazione che ha portato il detenuto stesso ad essere colpito ripetutamente con calci e pugni mentre era a terra inerme. Le violenze non si limitavano agli atti fisici. Gli agenti coinvolti, come dimostrano le intercettazioni, avrebbero falsificato le relazioni di servizio per giustificare gli abusi o attribuire colpe inesistenti ai detenuti. Nel caso di un detenuto straniero, ad esempio, gli agenti avrebbero dichiarato che lo stesso aveva aggredito una psicologa, un fatto smentito dalle registrazioni video. Le intercettazioni hanno rivelato la mentalità punitiva di alcuni agenti. In un dialogo uno di loro dichiarava che il detenuto deve essere sminchiato a legnate fino a quando si arrende. Lo stesso agente si lamentava dell'intervento del personale medico, accusandolo di stare dalla parte dei detenuti solo per essersi opposto al rifiuto di fornire cure necessarie. Nell'inferno di quel reparto blu, per fortuna adesso chiuso dopo le violenze, i detenuti stavano appollaiati in un angolo delle celle. Da una cella all'altra si sentiva il lamento. Ho sentito il rumore di come lo picchiavano, questo dicevano. Il rumore delle botte, i lamenti, di un angolo buio della periferia del mondo, un angolo in cui chiaramente l'umanità lì non esisteva, un angolo che per fortuna adesso ha smesso di esistere. Sequestrati bene una persona di 56 anni a Messina, indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, il servizio da Messina. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro dei beni per un valore complessivo di circa 190.000 euro, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di un pregiudicato di 56 anni, indiziato di appartenere alla cosca del rione provinciale di Messina. Il sequestro riguarda 2 immobili a uso commerciale e una società attiva nel settore delle onoranze e trasporti funebri di Messina, nonché un'abitazione nel comune di Spadafora. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti che hanno consentito di documentare come l'uomo, attualmente detenuto e coinvolto in diverse vicende giudiziarie, avesse accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari. L'uomo, già condannato con sentenza definitiva per usura ed estorsione, era stato arrestato il 9 aprile 2021 in esecuzione della misura cautelare in carcere nell'ambito dell'indagine provinciale Malatempora, che aveva portato all'arresto di 33 persone. Presentato stamani il cartellone Teatro da Camera di Autore, giunto alla sua 8ª edizione, che si svolgerà nei locali del Circolo Empedocleo di Agrigento. Le interviste ai direttori artistici. Oggi si presenta il Teatro da Camera d'autore, la direzione artistica è affidata anche a Giuseppe Adamo, diversi appuntamenti, il primo Parole intrecciate con Maria Fantavuzzo il 30 novembre, a terminare il 20 giugno con il maestro Michele Guardì, Piazza Italia Remember. Sì, anche quest'anno proponiamo la stagione del teatro da camera, che è nata appunto, è all'8ª edizione, è nata 8 anni fa, è nata quasi, come dicevo prima, quasi per scherzo, però i successi che ci sono stati tributati ci hanno spinto a fare sempre di più e sempre di meglio. E tra l'altro quest'anno, anche l'anno scorso, abbiamo titolato Teatro da Camera d'autore, perché trattiamo diversi autori di fama internazionale, sia siciliani che italiani. Quest'anno inizieremo il 30 di novembre con Parole intrecciate,
proseguiremo il 20 dicembre e poi venerdì 31 gennaio le allegre condoglianze del laboratorio Turchino Visconti, venerdì 28 febbraio Lina Roberta Quelli in Tracce di colore su tela bianca. Il venerdì 28 febbraio ormai abbiamo creato una compagnia del Teatro da Camera, la compagnia proprio del Teatro da Camera in Empedocleo presenterà una commedia divertente Spirito Allegro. Venerdì 2 maggio Santro Re in 3 monologhi di Chekhov, Fa male il tabacco, Tragico suo malgrado e aforismi cecoviani. Per concludere alla grande il 20 giugno con Piazza Italia Remember con la partecipazione del grande maestro Michele Guardini. Parliamo di questa nuova stagione teatrale? Sì, è una stagione teatrale molto intensa. Naturalmente noi abbiamo sempre, come sempre, le scelte su autori classici e di livello internazionale. Il Teatro della Camera ha questa funzione, comunicare soprattutto in uno spazio piccolo per un pubblico di 100-150 persone i testi e i racconti e le ragioni culturali e letterarie dei grandi scrittori, da Pirandello a Sciascia, Bertolt Brecht, e abbiamo fatto tantissimi autori di livello nazionale ed internazionale. Il mio piacere è proprio quello di essere o guidare assieme a Giuseppe Adamo, il condirettore artistico, un gruppo di artisti appassionati ormai storici che da 8 anni partecipano. Abbiamo fatto 50 spettacoli, continueremo ancora per altri anni per presentare alla città ed essere presente nella città come elemento di presenza culturale. Una città che si avvia a diventare capitale della cultura, ma noi la cultura la facciamo da 50 anni, quindi siamo pienamente dentro. Grazie a TVA e al sostegno che ci ha sempre dato e che ci dà ogni anno. Grazie. È si inaugurata ieri l'edizione 2024 del Taormina Food Expo, organizzata dalla CNA Sicilia, che si terrà fino a domenica 24 presso il Palazzo dei Congressi. Vediamo in questo video la giornata dell'inaugurazione. Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi del nostro TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e alle ore 9 del mattino. Inoltre i nostri servizi li potete visionare sul canale YouTube Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.